L'impegno assunto in campagna elettorale è diventato realtà. Lo afferma il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo. Cambiano gradualmente aspetto, apparendo più pulite e decorose, le vie e le piazze del comune crispino. Grazie all'opera svolta dagli operatori di pubblica utilità sono 20 persone partecipanti ai progetti di utilità collettiva promossi dal distretto socio-sanitario ed avviati lo scorso 20 maggio. Da 3 settimane, 3 squadre composte da uomini e donne tra i 18 e i 59 anni stanno spazzando e ripulendo il territorio dai rifiuti e dall'erba alta. Grazie alla sinergia con il personale dell'ufficio manutenzione del comune e con la società Riberambiente, sono stati già riempiti e portati in discarica decine di sacchi colmi di carta, plastica, vetro, lattine e sfalci di potature ed erbacce. Gli interventi di pulizia, che stanno interessando anche alcuni uffici e scuole comunali, sono partiti dal centro storico e proseguiranno per tutta la città.